Siamo negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Tiziano Graziottin, caporedattore del Gazzettino di Venezia, per lo Zoom del Gazzettino. Beh, insomma, è inutile dirlo, cioè la notizia della settimana sono gli arresti degli indipendentisti. Beh sì, e poi consideriamo che siamo a Venezia e quindi ha fatto molto rumore soprattutto questo aspetto di nuovo del TANC, di nuovo con l'obiettivo di andare a San Marco. Poi oggi proprio sul Gazzettino ha pubblicato alcuni brani dell'ordinanza, le intercettazioni in sostanza, nella quale addirittura questi avrebbero detto che insomma dovevano fare un'azione veramente militare, coi cecchini su Palazzo Ducale, o comunque chiaro, tutte cose appunto che andranno provate e verificate. È un'inchiesta che sicuramente sarà molto commentata anche sicuramente nei prossimi mesi, però indubbiamente per Venezia è stato un piccolo shock, no, risvegliarsi l'altra mattina con queste notizie che arrivavano da Brescia relativamente a una nuova azione proprio a San Marco. Ecco, senza entrare nel merito se la magistratura ha fatto bene il suo mestiere o meno, perché ci sono state molte polemiche, lo stesso Cacciari e Bettina hanno detto qua si sta violando la libertà di pensiero, ecco, ma senza entrare troppo nel merito, devo dire che comunque il fatto che esista comunque un'organizzazione che in qualche modo si è lasciata andare con delle dichiarazioni che stava preparando una ruspa eccetera, ha un po' danneggiato il movimento che era nato nel Veneto per avere un po' più di autonomia economica, no? Bah sì, può averlo danneggiato, ma possiamo dire un po' di tutto, possiamo dire anche che qualcuno potrà trarre anche un vantaggio, cioè è la vicenda in sé che secondo me si presta a speculazioni, a strumentalizzazioni e quant'altro. Certo, alcune intercettazioni insomma fanno un po' rabbrividire quel cannoncino che sembrava pronto a sparare, insomma qualche pensiero lo fa venire. Poi è chiaro che c'è anche da fare una grossa valutazione anche su come questo tipo di azione va anche a chiudere una possibilità di pensiero, però insomma io credo che chi segue le regole del comuni, insomma chi agisce in democrazia non dovrebbe neanche essere sentito a dire delle cose come quelle che sono state intercettate. Poi ripeto, è chiaro che quando si trova in mezzo uno come Rocchetta, che tutti conosciamo come una persona insomma assolutamente pacifica, non violenta e che ha sempre puntato sugli ideali, insomma qualche pensiero te lo fa venire. Certo. E ultima cosa, magari hanno fatto forse bene a fermarli perché comunque potevano farsi male, perché era accaduto che anche il vecchio tanco nel 77 avevano scoperto che aveva un lanciafiamme all'interno che poteva danneggiare chi si trovava dentro il tanco, quindi c'è veramente il rischio che davvero maneggiare queste armi non sapendo molto usarle bene rischiava anche di ritorcersi su di loro. Sì, l'impressione indubbiamente è un po' anche di un'armata Brancaleone. Poi credo anche che siano cambiati i tempi, no? Anche a livello di sicurezza passiva, nel senso che probabilmente non sarebbero mai un'azione come quella del 97 non sarebbe più proponibile ora, quindi anche su questo c'è da discutere, però insomma forse ecco, su quello che diceva all'inizio puoi aver ragione sotto l'aspetto che è un danno a chi si stava muovendo proprio sulla base di regole assolutamente democratiche, qualunque poi fosse l'approdo finale diciamo di questo movimento, però insomma ecco, questo quando si confonde il pensiero con azioni di possibile violenza, ripeto, tutta da dimostrare, però non è mai positivo per un movimento. Certo. Grazie Tiziano Graziottin, grazie a tutti voi. Con lo Zoom ci risentiamo e ci rivediamo venerdì prossimo.